Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, siamo su FIFA perché voglio fare la previsione di Milan Cagliari da FIFA perché con la nuova patch di PES, la 4.0, ho alcuni problemi, devono fare dei fix e quindi intanto andiamo su FIFA per la previsione, insomma, di Milan Cagliari. Non ho più parole per descrivere la mia squadra. Inzaghi ha promesso che vinciamo, intanto la curva ha disertato la, la partita. Ha messo uno striscione, presidente, o vendi o compraci qualcuno, vedremo. Il Cagliari di Zeman comunque vuole fare i punti, staremo a vedere se il Milan sarà in grado di fare qualcosa perché siamo stufi di vedere sto Milan nel Cagliari. Attenzione, subito Conti. Mamma mia, subito il Cagliari pericoloso. Non ne possiamo più di vedere un Milan così. È veramente un Milan triste, è un Milan brutto. Lo dice un milanista veramente che ha seguito il Milan in tutte le partite, cioè su 1000 partite che ho visto del Milan negli ultimi anni ne ho viste 999, cioè tutte praticamente. A costo di guardarle dal tablet, da un bar, da non so neanche dove, e adesso siamo ridotti così. Dai. Sempre vicini alla squadra, però svegliamoci. Cerchiamo di fare almeno 3 punti contro il Cagliari. Vediamo queste previsioni come li hanno, non so più cosa fare per portare fortuna alla mia squadra. Dopo aver superato i francesi del Saint-Étienne nel turno precedente. Quella rimane a oggi l'unica avventura della formazione sarda nel massimo campionato continentale. Ecco, attenzione al Cagliari, mamma mia, il Milan sta già soffrendo, ragazzi. È già sofferenza allo stato più puro possibile. Calcio di rigore per il Cagliari. Calcio di rigore per il Cagliari. Milan realmente finito, ragazzi. Che tristezza. Fallo di Nigel Lone De Jong. Nico Lopez, vediamo se riesce a fare il miracolo come contro la Lazio. È la prima giornata che sembrava tutto bello, tutto meraviglioso. Mamma mia, Diego Lopez! Diego Lopez salva tutto! Grandissimo Diego. Super Diego. Ma quanta sofferenza per l'AC Milan di Milano. Una sofferenza che non si può descrivere. Povero AC Milan di Milano. Attenzione Menez. L'unico che riesce ogni tanto ad accendere la lampadina, ma veramente poche volte. Molto discontinuo anche Menez, ancora Cagliari, sta giocando bene il Cagliari. San Siro è impietrito nel vedere il Milan ridotto così. 35 punti. Bottino veramente misero. Mamma mia, qua Diego Lopez va a vuoto, rischio è un poco. Il Cagliari sta letteralmente dominando la scena. Le squadre di Zeman sono sempre squadre aggressive. Non c'era spazio, si porta il pallone direttamente in palo laterale. Riccardo Montolivo, un'altra delusione di questo Milan. Ha cominciato bene, poi anche lui si è perso nei problemi del Milan. Inzaghi chiede alla squadra di giocare più in avanti, è schiacciata dal Cagliari, ragazzi. Destro, errore anche di destro. Ha fatto comunque 2 gol in questo Milan pietoso, è già qualcosa. Križetić, Gonzales, bravo Abate, finalmente una cosa bella di questo Milan. Abate, viene bene, mamma mia raga, mamma mia, che tristezza di squadra, fioi. I tifosi stanno veramente fischiando la squadra. Inzaghi veramente rimane al Milan solo perché non ha senso prendere un allenatore adesso. Mamma mia, Diego Lopez, ancora Cagliari e dei gol del Cagliari. Fuori gioco, a gol annullato, ancora salvato il Milan. Mamma mia, l'imbarcata della vita, ragazzi, l'imbarcata. Paletta, l'uomo dai capelli curiosi, Montolivo. Onda, vai Onda. Promette di fare una bella partita e viene subito smentito. Ultra offensiva. Il Milan ormai già a marzo è fuori da qualsiasi obiettivo. L'unico obiettivo è finire decimi, sarebbe bello finire decimi. Anzi no, Nico, diciamo in cifra singola, dai. Dalla parte sinistra della classifica. Il Cagliari comunque ci crede, il Cagliari, sta detto che il Cagliari può anche vincere. Cerci, mamma mia. Cerci una cosa oscena, figlio. Mamma mia, Cerci. Meno male che doveva essere il Robben italiano. Mi sembra più il Bentner italiano. E Milan, vediamo se riesce a segnare per una volta al 90esimo. Attenzione destro. Destro, madonna anche destro però, ma vaffanculo. 3 di recupero. Previsione, scusate, non positiva, ma non è colpa mia, sto Milan fa veramente da cagare.
a difficoltà campione come giocare con una squadra di Serie C inglese. Sì, è brutto da dire, ma è così. Gonzales. Attenzione al Cagliari. Finisce qua, ragazzi. Bordata di fischi. Il Milan non riesce a vincere neanche in casa col Cagliari. Nella previsione vera, ragazzi, spero almeno in un 2-1 per il Milan. Raga, un saluto dal veneziano. Ciao!